Ciao ragazzi, oggi piove a Guia di Valdobbiadene e io che volevo andare in giro per vigneti a gustarmi i panorami, ma piove e allora sono andato a trovare Cesare. Cesare, avevamo l'alternativa, tira su. Che spettacolo! Quanto pesa? Quanto pesa? 12 kg e mezzo. Ammetto so, perché Stefano, credimi. No, posso farmi venire un strappo alla schiena per una sorpresa. Quindi è meglio tagliarla, così alleggeriamo? Sì, tagliamola così alleggeriamo. Questa è una ricchezza della vostra terra, vero Cesare? Sì, la soppressa dell'Anto Veneto, quindi da Vicenza, ma Valdobbiadene, il Trevigiano, ed era un modo per conservare le proteine animali nel lungo periodo. Veniva macellato d'inverno il suino e per poter poi avere durante l'estate e l'autunno delle proteine animali della carne si facevano dei salumi. La soppressa della pedemontana, perché necessita di un clima che non sia troppo umido ma che non sia neanche troppo freddo o troppo secco, cioè proprio il clima medio. E naturalmente più sono grosse le soppresse, cioè più sono grandi le soppresse, meglio si conservano e meglio maturano dei profumi unici. E soprattutto più a lungo. E più a lungo, certo. Ecco, noi ci scherziamo spesso sopra, però dietro ogni prodotto tipico c'è soprattutto una cultura del territorio. Una soppressa del genere, quanta stagionatura ha finora? Beh, questa soppressa ha quasi un anno, ha 10 mesi di maturazione. Abbiamo un diametro di 14-16 cm. Quindi mi viene in mente una pubblicità che c'era qualche anno fa. Avete presente il pennello cinghiale? Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande, diceva l'omino. E per una soppressa grande? Per la soppressa grande ci vuole la pagnottona grande. Non ti sta neanche nel video. Anche questa fatta a mano? Sì, una pagnottona cotta in forno a legna. Questo è il pane semplice di un tempo. Anche nel pane io sto vedendo che si stanno proprio perdendo le tradizioni. Sempre di più panni surgelati, panni precotti, panni con molti additivi per la loro conservazione. Invece il pane dovrebbe essere farina, acqua, lievito e soppressa. E soppressa. Stefano, questo è uno dei più bei gesti che si stanno perdendo, no? Quello di spezzare il pane con le mani. Quando vado anche nella ristorazione e vedo che tagliano il pane col coltello, io dico che non è eleganza, è violenza nel pane. Io il pane lo spezzo con le mani. C'è qualcosa di sacro qua. C'è qualcosa di sacro. Io adesso per te faccio un po' che una cosa che non amo fare. E te farò un panino, e vista la dimensione sono costretto a tagliarlo col coltello. Però poi ti farò assaggiare anche i tocchi de pan qua soppressa. I tocchi de pan si fa solo con le mani. Sento che sono contento che piova un po'. Sì. Della serie un sandwich come aperitivo eccezionale, guardate che spettacolo. Qua insomma si mangia in 7-8, forse anche a 9-10. però sento qualcosa che scoppita là. E là c'è lo spiedo, perché pan e soppressa come aperitivo e dopo spiedo dell'alta marca, un altro piatto tipico dell'Alto Trevigiano che è lo spiedo. 6 ore di cottura di carne di maiale, pollo, coniglio può esserci. Durante la primavera a noi piace anche il capretto l'agnello ed è un altro piatto che ci rappresenta proprio. Ma scusa, il panon con la soppressa, lo spiedo e c'è il parmandarzò, vuol dire che... Parmandarzò, un gotto de vin col fondo. Il surlì? È il surlì, no, il surlì è francese, è il vin col fondo. È il vin col fondo che è stata la prima elaborazione naturale delle bollicine di questo vino della zona di Valdobbiadene. Il vin col fondo è nato sostanzialmente a Valdobbiadene, il prosecco è nato col fondo inizialmente, poi negli anni 40-50 hanno cominciato a spumatizzarlo in autoclave, un processo naturale anche quello, però controllato. Quello invece del vin col fondo è mettere il vino in primavera nelle bottiglie, aspettare che fermenti naturalmente e da qua ci vuole proprio il massimo della qualità dell'uva e del vino, perché non si può fare niente che aspettare, ed è anche però il vino che io amo di più, un vino un po' più grezzo ma che è proprio adatto a
pasteggiare e anche Certo. come convivialità. Cesare, Lo condividiamo. è scattata la sindrome del cantiero. Tu che parla? Oddio chi ne guarda. E secondo me comincia a diventare cattivi se non facciamo qualcosa. Lo dividiamo. Volete un assaggio? Certo, mi pare poco convinti. Volete un assaggio? Sì. Pronti subito anche. Ciao ragazzi, se passate da queste parti venite a trovarlo il Cesare che ha il paninetto per voi altri. Guarda il panino. Però veniamo manco in 15.